sono i famosi predoni del sabato sera, e mi è andata bene perché ero in casa e loro non si erano accorti. Sabato sera concitato per il sindaco di San Giorgio in Bosco Roberto Miatello, preso di mira dai malviventi. La terza volta in 17 anni, anche se in questa occasione non hanno rubato nulla, ma sono stati diversi i colpi messi a segno tentati in poche ore lungo la via dove abita il primo cittadino, nella frazione di Sant'Anna Morosina. I ladri, come ci ha raccontato Miatello, hanno forzato e aperto una finestra, hanno desistito solo quando si sono accorti che i proprietari erano in casa e intanto monta la preoccupazione tra la gente. Proprio il sindaco invita a rafforzare i meccanismi di sicurezza. Bisogna attrezzarsi perché i tempi si faranno sempre più duri purtroppo, e non per causa dei sindaci qui locali, perché noi ce la metteremo tutta per tutelare i nostri cittadini. Le posso assicurare che ogni volta che vengo a conoscenza di un furto, veramente per me è un colpo al cuore. E Roberto Miatello è molto critico sul sistema giudiziario italiano. Non hanno nulla da perdere sti personaggi, capisce? Purtroppo, anche se i carabinieri li prendono, il giorno dopo sono già fuori, perché purtroppo abbiamo una legislazione in tal senso. Poi vediamo anche a livello legislativo, fanno i condoni, fanno i svuotacarceri, fanno di tutto e di più. Cosa vuole che le dica? Cioè, i cittadini cosa devono avere fiducia in chi a questo punto?